Allora, questa protesta oggi davanti alla prefettura da parte dell'associazione dei lavoratori ASACOM, cosa rivendicate? Allora, oggi lo sciopero è stato indetto per denunciare le criticità di questo lavoro. Questo lavoro essenziale perché è una funzione fondamentale per gli alunni con disabilità, una funzione che è stata diciamo che è garantita dalla legge 104, la stessa legge che garantisce l'insegnante di sostegno, ma con la differenza che la nostra funzione non è internalizzata, e questo genera una serie di criticità che rendono questo lavoro estremamente precario. È in realtà un lavoro a cottimo, perché i nostri contratti sono contratti che subiscono continuamente delle variazioni, perché se c'è un'allerta meteo noi non veniamo pagati, se c'è una chiusura noi non veniamo pagati, se c'è un'assenza del bambino, quindi il nostro lavoro è subordinato alla presenza del bambino, subordinato anche, come spesso si è verificato, ai tagli che sono stati effettuati dall'ente comunale, e questo non garantisce al lavoratore di mantenere come diciamo per Costituzione, come per diritto costituzionale, né sé né la propria famiglia. Quindi le criticità ovviamente sono tantissime, però diciamo queste sono quelle principali, oltre al fatto che non abbiamo delle linee guida che teoricamente dovrebbero essere le linee guida regionali e che non vengono applicate né a livello comunale e sostanzialmente a livello provinciale, oltre alla discrepanza che c'è tra i vari comuni, perché spesso per esempio ad Agrigento magari non c'è il foglio firma, e quindi questa diciamo continua rincorrere per esempio l'insegnante a cui altre ASACOM sono costrette, dà la sensazione che diciamo fondamentalmente siamo ospiti nelle scuole. Il vostro datore di lavoro allora è l'ente, quindi il comune, no? Allora, il servizio è erogato dal comune, ma viene accreditato alle cooperative. Sostanzialmente noi siamo assunte dalle cooperative, ma è il sistema che diciamo rende poi, cioè esplicita poi tutte le criticità a cui noi siamo sottoposte. Ecco, quanto avanzate in termini monetari, non so, il vostro credito verso le aziende? Diciamo che i contratti della CCNL e MNL dovrebbero garantire una stabilità, ma il problema è tutte le variazioni che vengono, perché per esempio durante l'estate i nostri contratti si interrompono, e quindi durante l'estate noi non percepiamo lo stipendio, tranne insomma la NASPI, perché è costretta ovviamente a farlo. Per cui quello che il lavoratore, tutti i lavoratori a cui viene garantito ai lavoratori, vorremmo che venisse garantito anche a noi. Ecco, oggi protesterete, andate direttamente dal prefetto, cosa vi aspettate? Allora, lo sciopero diciamo che vuole manifestare il nostro dissenso anche per il testo unico. Il testo unico che diciamo nasce dalle ceneri del 236, che prevedeva l'internalizzazione e la stabilizzazione al MIM. Oggi tutto questo praticamente si è polverizzato, perché il testo unico non prevede le stesse funzioni così come nel testo precedente, ma sostanzialmente lascia la discrezionalità agli enti locali e provinciali rispetto appunto all'internalizzazione. Questo significa che si creerà ancora di più una spaccatura tra quelli che sono i comuni virtuosi, che possono permettersi questa stabilizzazione, questa internalizzazione, e altri che invece non possono. Oltre al fatto che proprio perché non è diciamo un obbligo, e quindi non sappiamo che cosa succederà in tutti i comuni. Inclusione, presenza e dignità. Inclusione, presenza e dignità. Inclusione, presenza e dignità. I diritti non sono privilegi. 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 Siamo qua tutti insieme per chiedere